Bentrovati! Sono Ugo Nicosia, docente di Fondazione Italiana Sommelier Bibenda. Oggi andiamo nel comune più a nord dell'Etna Doc, il comune di Randazzo, più precisamente in contrada Feudo Sant'Anastasia, dove ha sede l'azienda Alcantara. Un buon vino è poesia e per crearla occorre arte. Questo è il mood di Pucci Giuffrida, che produce su questo territorio meraviglioso etneo moltissime etichette, soprattutto da vini autoctoni. 20 ettari di proprietà in contrada Feudo Sant'Anastasia, di cui ben 14 sono impiantati con i vitigni tipici del territorio, il Nerello Mascalese, il Nerello Cappuccio ed il Carricante. Ogni etichetta dell'azienda Alcantara prende spunto da una poesia di un artista siciliano, Micio Tempio, Verga, Pirandello, e tutte le etichette sono caratterizzate da disegni di artisti locali. Oggi assaggeremo a Notturna 2022, Nerello Mascalese vinificato in bianco. Il Nerello Mascalese viene inserito come grappolo intero nella pressa e avviene lì dentro una pressatura soffice senza contatto con le bucce. Ecco perché da un'uva rossa viene fuori un vino bianco. A Notturna 2023 ha un colore chiaro, giallo paglierino luminoso, con delle note interessanti di spezie gialle, di frutti maturi, di legno che viene fuori dal contatto con la botte in rovere. Note anche di cocco e di miele. Un vino dalla particolare morbidezza e rotondità al palato. Un vino molto persistente in bocca. Un vino piacevole che durerà anche 8-10 anni dal momento dell'imbottigliamento. Perfetto insieme alle carni bianche, ma anche con piatti elaborati di pesce. E come diceva Goethe, la vita è troppo breve per bere vini mediocri.